Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, benvenuti a questo appuntamento di infofriulitv.net. Sono attualmente in corso nevicate abbondanti sulla fascia alpina e prealpina di tutto il Friuli, localmente fino ai 350-400 metri di quota. 50 volontari di 15 comuni interessati stanno operando per interventi di spargimento sale, sgombero neve e monitoraggio del territorio per le nevicate in corso. Le abbondanti nevicate hanno obbligato la chiusura di 4 arterie stradali di competenza regionale, per la precisione la strada regionale 73 dell'Umiei, la SR 76 della Val Raccolana dal chilometro 15, come documenta la telefoto, la strada regionale 24 della Val Pontaiba, dal chilometro 12 anche la strada regionale Udine 23 della Val d'Incariolo. Se la neve è dunque isolata, impossibile raggiungerla sia dal versante della Val Raccolana sia da Fusine Laghi. In corso, come detto, le operazioni per sgombero delle eventuali frane che hanno provocato la chiusura e soprattutto la riapertura della strada per il transito dei mezzi di soccorso. 16 persone sono state sanzionate dai carabinieri di Sacile notte di Capodanno. Tra gli interventi più di rilievo si segnala il festino privato scoperto alle 8 del mattino a Sedrano, frazione di San Quirino. All'interno di un appartamento 8 militari della base USAF di Aviano e 3 donne residenti nella zona e una di Udine sono stati scoperti festeggiare il nuovo anno tra balli, musica, brindisi e trenini. L'intervento dei carabinieri di Fontana Fredda è avvenuto in seguito ad una segnalazione, infastiditi dal rumore e dagli assembramenti in corso. Le 11 persone presenti tra i 19 e i 27 anni, non conviventi tra loro e sprovvisti di mascherine, sono stati sanzionati con multe da 280 euro a testa. Nell'ambito dei controlli finalizzati al contenimento del Covid, il 31 dicembre i militari dell'aliquota radiomobile hanno sorpreso a bordo di un'auto 2 34enni bosniaci, uno residente in provincia di Treviso, non conviventi e sprovvisti di mascherine. Per loro sono scattate 2 sanzioni da 373,33 euro e da 280 se pagate entro 5 giorni. Le notte del 31 dicembre sono proseguiti anche in provincia di Gorizia, da parte di tutte le forze di polizia, i servizi di controlli del territorio svolti per verificare la corretta applicazione delle prescrizioni normative relative al Covid-19 da contrastare eventuali condotte illecite. Gli agenti della Questura e del Commissariato di Monfalcone hanno predisposto una serie di controlli straordinari che hanno permesso di identificare 127 persone e dai quali non sono emerse situazioni tali da comportare l'elevazione di sanzioni amministrative per spostamenti ingiustificati. Dati confortanti sono pervenuti sia dai controlli predisposti agli esercizi pubblici, a seguito dei quali non sono emerse criticità, che dall'assenza di segnalazioni pervenute dalla centrale operativa di Palmanova del numero unico d'emergenza regionale. Per quanto riguarda le attività volte al contrasto del possesso di artifici pirotecnici non conformi alle normative vigenti, lo scorso 30 dicembre il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale di Gorizia, con la collaborazione della Divisione Anticrimine della Squadra Mobile, ha proceduto al sequestro di 15 artifici pirotecnici denominati Super Cobra 7, categoria F4, per un peso complessivo di 750 grammi, illegalmente acquistati da 2 persone residenti in provincia di Gorizia, la cui posizione è attualmente al vaglio. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione all'ascolto, vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia.